E pensa, tutto questo doveva essere distrutto. Eh sì, perché qui dentro c'è stato uno degli omicidi più efferati della storia della Serenissima Repubblica. Un Querini, una delle famiglie più importanti di Venezia, fu ucciso qui dentro per errore, diciamo così. Però era un cadavere molto ingombrante per i Calergi Grimani, che così decidono di eliminarlo dandolo in pasto alla loro tigre, perché... A una tigre, qui dentro. Sì, in questo giardino c'era una tigre e probabilmente anche più alberi in modo che potesse stare all'ombra. La cosa ovviamente si venne a sapere immediatamente in giro per la città e i Calergi Grimani furono accusati di omicidio all'interno del palazzo di un senatore e decide il Senato di distruggere la loro casa, per cui tutto il palazzo doveva andare distrutto e una volta che il palazzo fosse stato distrutto avrebbero dovuto essere addirittura condannati a morte e il luogo dell'omicidio doveva essere totalmente demolito. Qui fu tutta la città ad insorgere perché Cavedramin Calergi, che all'epoca appunto era solamente Calergi, era considerato uno dei più bei palazzi sul Canal Grande, era un onore per la città avere un palazzo così bello, non potevano farlo distruggere. Si decise di salvare la parte più antica e distruggere solo la parte che era stata aggiunta nel 600, per cui tu immaginati 300 persone che lavorano simultaneamente per distruggere tutto quanto il palazzo. Cosa succede? Che anche i 3 Calergi Grimani, la condanna a morte fu commutata in esilio perché era una famiglia veramente troppo potente. Poi in realtà dopo 5 anni e il pagamento di 7.350 ducati, Però riuscirono a farsi perdonare, tornare in città e godersi il loro palazzo, che fu ricostruito con le macerie che erano state lasciate qui, a perenne monito di cosa succede nella Serenissima se qualcuno uccide qualcun altro. I ragazzi utilizzarono le stesse macerie per ricostruire il palazzo, per cui quello che doveva essere un monito in realtà è diventato un grande risparmio per la famiglia Calergi Grimani, che nel frattempo poté rinnovare anche l'interno. Vieni che andiamo a guardarcelo. senti queste note. Potrebbero venire dal pianoforte di Wagner, oppure dal cembalo del nostro vicino di casa, Marcello, il compositore, o i valzer di Carolina di Borbone, che voleva mettere suo figlio sul trono di Francia. Non lo sapremo mai, però possiamo immaginarlo perché, sai, siamo a Carnevale in fondo e io oggi voglio essere il signore di questo meraviglioso palazzo.